Tirate mentalmente una linea lunga 12 km dal luogo vicino a dove vivete. È davvero tanta una dozzina di chilometri da riempire con varietà, quantità e qualità di fuochi d'artificio. E se lo show del Beach on Fire sul litorale veneziano da Cavallino a Punta Sabbioni è entrato nel Guinness dei primati del 2016 come il più lungo di tutto il mondo, qualcosa vorrà pur dire. Era la 19ª edizione di questo spettacolo pirotecnico, a cui hanno assistito 250.000 persone ben distribuite lungo il litorale, ma anche, si può tranquillamente dire, i più fortunati lungo il mare antistante dalle loro imbarcazioni attraccate in acqua a godersi un'atmosfera diffusa e per questo difficilmente ripetibile. Ormai è un appuntamento fisso che consolida una tradizione, un Guinness dei primati verso fine stagione, anche se la stagione andrà molto avanti sia a settembre che a ottobre, però è uno di quegli appuntamenti che non si devono mancare. È stata un'evoluzione importante dal punto di vista anche ambientale. Oggi si fanno solo 2 appuntamenti, una mini Beach on Fire a luglio e poi il Beach on Fire di fine agosto. Quindi abbiamo tolto tutta la serie di fuochi isolati per concentrarli in una manifestazione pirotecnica con una valutazione ambientale importante, proprio perché va bene divertirsi, ma bisogna essere rispettosi dell'ambiente. E divertirsi, ha spiegato la prima cittadina, è anche eliminare tutta una serie di singoli fuochi d'artificio dalle piccole sagre o feste locali per concentrarli in un'unica manifestazione, per riuscire a divertirsi in un appuntamento complessivo e per quanto di impatto sicuramente anche d'effetto. Migliaia di persone tutte assieme con il naso all'insù a guardare i fuochi verso il cielo, luci dai colori sgargianti che hanno illuminato assieme la spiaggia e il mare da Punta Sabbioni a Cavallino, ma con tanti spettatori interessati anche dalle confinanti spiagge di Jesolo e del Lido di Venezia.